La chiesa del Santissimo Salvatore, San Michele Arcangelo, la chiesa di Sant'Antonio, abbiamo la Madonna dei Peccatori. Questo presepe è stato realizzato da Pierluigi Scardino in un progetto con dei ragazzi che l'hanno fatto. Il progetto è stato realizzato nel laboratorio di Figheruzza e abbiamo voluto metterlo qua perché logicamente per noi San Cono il nostro santo protettore, perciò abbiamo voluto mettere tutte queste meraviglie, perché tutto questo è stato realizzato a mano. Amici di Bella Sicilia, ciao, io sono Teresa Galati, sono di Naso e ci troviamo in un'aula comunale del comune di Naso. E ci sono 20 presepi in quest'aula, tutte fatte da me e con l'aiuto di qualche collaboratore. Questo l'ho voluto fare quest'anno perché ricorre l'anno giubilare. Questi presepi erano stati presentati 10 anni fa e l'ho voluto riproporre di nuovo il progetto proprio per quest'anno, perché ricorre quest'anno giubilare, e ci sono 20 presepi, un presepe per ogni chiesa, e i presepi sono rappresentati da un presepe della storia del santo di cui appartiene la chiesa. Ho voluto fare questo progetto molto particolare e molto bello. Inizia il viaggio, iniziamo con la chiesa madre di Naso rappresentata con l'altare, è abbellito come un altare perché rappresenta la chiesa madre di Naso. E poi abbiamo la chiesa del Santissimo Salvatore e questa rappresenta la nascita del bambino Gesù, anche perché oggi è nato per noi il Salvatore, Cristo Gesù. Poi abbiamo San Michele Arcangelo, che si trova in Contrada Feudo, e ho voluto rappresentare la Natività, un bellissimo angelo, e proprio San Michele Arcangelo. Poi abbiamo, questo è stato realizzato dalle persone che sono di Malò, che fanno parte della chiesa di Santa Barbara. Abbiamo voluto questo, l'hanno realizzato tutto a mano, è stato fatto da un gruppo di persone, che poi metterò la didascalia per chi ha realizzato questo presepe, e ho voluto mettere la Madonnina Santa Barbara, che oggi ricorre la festa di Santa Barbara, e loro hanno fatto il vigile del fuoco perché è la protettrice dei vigili del fuoco, e qui abbiamo messo il fuocherello. Davvero un viaggio che emoziona passo dopo passo, Stupendo. Il viaggio è appena iniziato. Bellissimo. Poi abbiamo San Biagio, è una chiesetta qui vicino alla chiesa di San Cono, che abbiamo la foto di San Biagio quando ha fatto il miracolo del bambino che ha mangiato il pesce. Abbiamo il pesce che ha ingerito una lisca, e San Biagio l'ha fatto il miracolo che l'ha fatto guarire. Poi ci sono le candele, perché rappresentano le candele per la benedizione della gola. Poi il maialino rappresenta, perché è il simbolo, perché un lupo stava mangiando il maialino a una donna che aveva solo quello, e allora San Biagio ha fatto scappare il lupo e così si è messo in salvo il maialino. Mentre abbiamo la chiesa di Sant'Antonio, che si trova in Contrada Sant'Antonio, che è il protettore degli animali. Abbiamo voluto mettere tutti gli animali perché il giorno della festa si benedicono gli animali domestici. E poi abbiamo messo la campanella, perché Sant'Antonio qui ha la campanella, e il fuoco. Questi sono pezzi artistici fatti dall'artista Scardino Pierluigi, perché l'artista è lui. Collaboriamo insieme perché logicamente lui è l'artista e io eseguo. Facciamo tanti complimenti all'artista. Questi complimenti per la mongolfiera li facciamo alla signora, che abbiamo realizzato questa mongolfiera. Lei è la sarta e abbiamo fatto la mongolfiera perché durante la festa di San Sergio, questa è la chiesa di San Sergio,
che si trova a Cagnanò, un borgo qui sempre di Naso, e quando c'è la festa fanno volare la mongolfiera. Quando c'è la festa abbiamo messo qui tutto sistemato per come viene fatto, la spada che scende dal cielo, perché quando San Sergio è stato martirizzato quel giorno dal cielo è caduta una spada. E allora abbiamo realizzato questa scena bellissima in questa maniera. Il presepe, poi ho voluto mettere qua le colombe della pace, perché è quello che desideriamo in questo momento, la pace nel mondo, che sia veramente la benvenuta alla pace del mondo, perché ne abbiamo bisogno. E ogni presepe c'è la natività, e in alcuni posti c'è fatto il presepe, mentre in ogni presepe dappertutto c'è la natività. Nel frattempo lasciateci i vostri commenti, cosa ne pensate di questo viaggio, di questi presepi, scrivetelo, perché leggeremo i vostri pensieri. Qui abbiamo la Madonna del Buon Consiglio, che si trova a Cresta. Qui ho voluto realizzare la scena in questa maniera. Una coppia di sposi che vanno a chiedere consiglio alla Madonna, perché è la Madonna del Buon Consiglio. E allora ho messo la Madonnina e i due sposi che chiedono consiglio per qualche cosa, per qualche grazia, qualcosa che hanno bisogno loro, questi sposi. Mentre qui, questa è la chiesa di Rocca d'Almo. Lì abbiamo San Cono, il quadro realizzato sempre dall'artista Scardino Pierluigi, che si trova proprio nelle grotte, che sta pregando. E poi qui c'è stato fatto un miracolo pure, perché questa si chiama la Agebbia Ducriatu. Perché Ducriatu? Perché siccome San Cono era un nobile e lui se n'è andato a pregare nelle grotte, allora i genitori gli mandavano da mangiare a San Cono e lui, qua noi chiamiamo a ruscitta, c'ha la borsetta lì, poi qui c'è il fiasco del vino, che gli mandavano pure il vino, fiaschetto del vino, e poi c'è il serpente e il bummolo, perché quando questo signore che andava a portare da mangiare, che cosa è successo? Aveva sete, allora dice, beh, ora come faccio? A un certo punto sulla strada è sgorgata una fontana, ecco perché, e poi lì c'era, nei paraggi c'era anche il serpente, il bombolello, perché si prendeva l'acqua nel bombolello, e questa è la gebbia fatta sempre da Pierluigi, dall'artista. Qua sembra che c'è l'acqua pure. E continua l'emozionante viaggio. E continuiamo con la bellissima chiesa di San Pietro, che si trova a 2 passi dalla piazza. Qui San Pietro, sappiamo che ci sono i simboli di San Pietro e sono le chiavi di San Pietro, c'è il gallo perché ha cantato 3 volte prima, sappiamo, prima quando c'è stato il tradimento. Le catene ci sono perché San Pietro l'hanno portato incatenato quando è stato appunto martirizzato. E la barca perché San Pietro era pescatore di uomini. Allora questo è il simbolo, è proprio, ci sono tantissime cose che riguardano San Pietro. Poi abbiamo la Madonna della Catena, che la chiesa si trova nella contrada Bazzia. Allora la storia ci dice, o la leggenda, che c'erano 3 condannati che erano innocenti e allora sono andati in una chiesa di Palermo a pregare la Madonna perché loro erano innocenti e giustamente chiedevano la grazia. E allora, mentre loro erano incatenati nella chiesa, si sono spezzate le catene. Qua abbiamo le catene che si sono spezzate, qui c'è la Madonnina che rappresenta la chiesa della Madonna della Catena, sempre con la sua natività e il suo presepe. Qua iniziamo con i presepi più grandi. Poi abbiamo la Madonna Annunziata, che si trova nella contrada di Badia, e qui c'è la chiesetta con la Madonna Annunziata, e io ho voluto mettere la Madonnina e l'angelo che appare alla Madonna. Poi ho messo il quadrettino che abbiamo in quella chiesa, sempre con i presepi, i pastori, e tutto il presepe, tutto fatto un pochino più grande. Mentre qua abbiamo la Madonna dei Peccatori, che si trova in contrada Maina.
Questa Madonna, questa chiesa, questo quadro l'ha fatto Pierluigi e rappresenta il peccatore che va a inginocchiarsi davanti alla Madonna e l'angelo che gli dice: alzati perché la Madonna ti ha perdonato. E poi abbiamo la Madonnina delle Grazie, che si trova incontrata a Grazia, la chiesa. Anche questa ha una storia particolare, perché un signore aveva ricevuto la grazia dalla Madonna, è partito da molto lontano e gli doveva andare a donare un quadro, che sarebbe questo qua, che si trova nella chiesa, e lo doveva donare, lo doveva portare a Palermo, in una città. Quando è arrivato a Grazia, qui da noi a Naso, il cavallo si è messo per terra e non si è voluto alzare. Allora sono andati a prendere un altro cavallo, la stessa cosa, mettono il quadro sul cavallo e il cavallo neanche quello si alza. Allora che cosa hanno fatto? Hanno detto: allora la Madonna vuole rimanere qua, e lì a Grazia c'è un bellissimo quadro particolare fatto su un materiale particolare, e allora l'hanno lasciato lì. Prima hanno fatto una cappellina, dopo in un secondo tempo hanno costruito la chiesa. Quella Madonnina ce l'ho io nella mia casa, che rappresenta la Madonna delle Grazie, e io l'ho voluto mettere qua perché tutto quello che avevo a casa che mi poteva servire io l'ho portato qua per rendere ancora questi presepi ancora più belli e più artistici. Qui abbiamo la Santa Maria di Gesù, che si trova incontrata a convento. Santa Maria di Gesù è una chiesa molto antica, molto bella, ci sono delle cose molto antiche. Poi in quella chiesa hanno voluto mettere anche la statua di Sant'Antonino. Allora c'è chi la conosce come Santa Maria di Gesù, però oggigiorno la chiamano la chiesa di Sant'Antonino. Però la chiesa è Santa Maria di Gesù, è nata con delle cose veramente particolari. Sarebbe bello visitarle queste chiese, perché ci sono delle cose veramente belle, delle cose antiche. Difatti la curiosità in questo video porterà tutti a visitare Naso, a scoprire questo presepe e le sue bellezze. E le loro chiese anche, perché sono particolarissime, ci sono dei pezzi antichi molto belli. Qui abbiamo la chiesa di San Cono, il nostro patrono di Naso. E allora questo presepe è stato realizzato da Pierluigi Scardino in un progetto con dei ragazzi che l'hanno fatto. Il progetto è stato realizzato nel laboratorio di Figheruzza e abbiamo voluto metterlo qua perché logicamente per noi San Cono è il nostro santo protettore, perciò abbiamo voluto mettere tutte queste meraviglie, perché tutto questo è stato realizzato a mano con Pierluigi, logicamente il maestro, e i ragazzi che hanno collaborato con loro. Qui abbiamo l'immagine di San Cono e sono veramente delle cose stupende, non si possono non visitare perché è veramente una meraviglia. Poi io l'ho arricchito con gioie e gioielli, l'ho fatto con tanta gioia e con tanto amore, perché questo progetto si poteva realizzare solamente con l'amore e la fede e la passione, altrimenti se non c'era questo non si poteva realizzare. Qui abbiamo San Giuliano che si trova a Ponte Naso, è una chiesa che si trova a Ponte Naso. Combinazione, si trova proprio vicino al mare. E San Giuliano che cos'ha di particolare? San Giuliano aiutava i pellegrini, infatti io ho messo la barca, il veliero, e sono i pellegrini che San Giuliano trasportava da un lato all'altro per proteggerli e per recuperarli. Al giorno d'oggi è attualissimo questo, perché ci sono... Poi abbiamo la Madonna della Consolazione che si trova ai Cappuccini e la chiesa si trova lì a fianco dove c'era il convento una volta. Ho messo questa Madonnina particolare perché rappresenta proprio la Madonna della Consolazione con il suo presepe, i suoi gioielli, perché ci vogliono tanti gioielli, perché tutti questi sono tutti gioielli sono. Poi abbiamo la Madonna del Rosario, si trova nella contrada Santa Domenica e lì c'è anche una chiesetta
che è chiamata, che appunto c'è la Madonna del Rosario lì, è dedicata alla Madonna del Rosario. Poi abbiamo, in Contrada Caria abbiamo l'Immacolata, che ho trovato pure quello, ho messo sempre la Natività e ho fatto la Madonna dell'Immacolata che si trova nella Contrada Caria, e abbiamo rappresentato tutti i 20 presepi, non ne manca nessuno, sono tutti qua, 20 chiese, 20 presepi. Allora mettiamoci al centro di questa grande stanza e diciamo a tutti dove ci troviamo, come è possibile raggiungere questo luogo e quando è possibile visitare questi presepi. Allora, è possibile, si trova proprio nella piazza di Naso, si arriva a Naso Centro e c'è la piazza, proprio a 10 metri della piazza si trova l'ingresso dove ci sono i nominativi dei caduti della patria proprio davanti alla porta, e questo è il luogo dove dentro ci sono i presepi. Si possono visitare dunque dal 13 dicembre al 6 gennaio dalle 15 alle 17 sabato e domenica. Poi negli altri giorni, se ci sono gruppi o c'è qualcuno che in questi giorni non può venire, basta telefonare al numero del centralino del comune, prendere appuntamento e io sarò qui ad aprire le porte, perché logicamente stare tutto il giorno, la gente lavora, si tiene aperto sabato e domenica, però in qualsiasi momento vogliono visitarlo, io sono disponibile ad aprire la porta e farle visitare, perché è un grande piacere veramente visitare questi presepi. Quanto lavoro c'è dietro tutto questo? C'è tantissimo lavoro, anche perché io i presepi li avevo già tutti come tutti gli anni, li avevo fatti in una stanza di casa mia. Allora io ho chiesto al comune se mi davano, perché il progetto che io volevo portare avanti era quello, essendo l'anno giubilare, quello di fare un presepe per ogni chiesa, e il sindaco con tutta l'amministrazione comunale mi hanno dato la possibilità di darmi questo locale e di fare i presepi tutti qua, così sono tutti riuniti in questa stanza. Ed a nome di tutti i commenti che stanno per giungere in questo video, che le fanno i complimenti, noi le diciamo grazie e gli giriamo tutti i complimenti. Grazie a tutti, mi fa tanto piacere, perché vorrei ricordare di aprire il cuore a Gesù, perché se noi apriamo il cuore a Gesù abbiamo tantissime possibilità in più nella vita. Il mio desiderio più grande è che la gente si avvicini ad andare a messa, ma andare a messa per ascoltare la parola di Gesù, che ne abbiamo tanto bisogno, perché se piano piano ci avviciniamo, io ho scoperto di andare in chiesa veramente così, ascoltando proprio veramente la parola di Gesù, e così mi sono avvicinata e ora passo dopo passo sono arrivata a questo. Ci vuole fede e amore. Se si ha questo, tutte le altre cose si allontanano, perché oggi c'è bisogno di questo, c'è bisogno di amore, perché ci sono tante ingiustizie, e se noi abbiamo amore abbiamo tutto. Grazie Teresa Galati, al prossimo video sulla pagina di Bella Sicilia. Un caro saluto da Naso, grazie! Ciao a tutti, vi aspetto numerosi!